Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 23, campionato B-Win, il Modena di Bergodi davanti al suo pubblico cerca il suo quarto risultato consecutivo, la terza vittoria dopo Novara e Piacenza. La cerca contro un Ascoli in difficoltà in classifica e non solo perché è penalizzato di 5 punti. Modena che non recupera Tamburini e lancia dal primo minuto Emilio Rullo. Novità di formazione l'11 di Castori, non c'è Giorgi ma Moretti. Minuto di silenzio per Luca San Alpino caduto in Afghanistan, poi il fischio del signor Gaglioni di Alessandria. Gialloblu in cerca di conferme e tranquillità. L'Ascoli solo di punti e comincia subito la squadra di Castori, azione di Cristiano, pallone per Mendicino che di destro prova subito a sorprendere Alfonso sul suo palo, respinge il portiere giallo-blu. Buona l'iniziativa dell'Ascoli, passano poi più di 20 minuti prima della risposta del Modena e di Giglioli che prova col destro, non trova però la porta, difficoltà nel coordinarsi. Buona l'azione però di Milani sulla destra, pallone che arriva poi a Giglioli, prova la girata a sorprendere Guarna, non ci riesce, poi al minuto 38 errore di Ciofani, recupera il pallone Mazzarani, avanza di fronte a sé Micolucci e Calderoni, prova di destro, pallone alto ancora una volta, si arrabbia questa volta però Bergodi, poteva essere forse sfruttata un po' meglio questa occasione per il Modena. Il destro di Mazzarani non trova la porta, difesa da Guarna. Inizia il secondo tempo, nessun cambio tra le due squadre e si inizia subito con l'Ascoli subito in avanti con azione di Moretti che prova a sorprendere la difesa del Modena. Il suo tiro viene ribattuto, pallone che arriva da Di Donato, prova la conclusione, facile per Alfonso, facile la conclusione di destro, para Alfonso, poi ci prova Moretti su punizione, il tiro è fuori, viene controllato da Alfonso, poi ci prova ancora Pasquato su punizione, pallone che supera la barriera, pallone però che arriva facile per Guarna che blocca. Poi al decimo e ancora l'Ascoli, ancora con Mendicino che dalla distanza prova a sorprendere ancora Alfonso. Pallone fuori, buona però l'intenzione dell'attaccante di Ettore Mendicino col destro, collo pieno. Poi ancora Gazzola dalla destra, pallone nel mezzo per Mendicino, la sponda è per Di Donato, ancora di destro, prova a sorprendere Alfonso. Tiro facile, blocca ancora il portiere del Modena. Minuto 29, azione ancora dell'Ascoli di Castori mentre si arrabbia Bergodi, ancora con Gazzola, azione di Giorgi, pallone per Gazzola di sinistro, pallone che esce, sempre controllato da Alfonso. Minuto 37, l'azione più pericolosa della gara. Milani, pallone nel mezzo, controllo difficoltoso di Mazzarani che vede però Giampà, prova col destro, Guarna si distende, Guarna para, Guarna salva il risultato, importante, ecco il replay, Milani nel mezzo per Mazzarani, stop difficoltoso, però la bravura di passare il pallone comunque a Giampà. Poi nel finale, minuto 38, cross di Ciofani, errore di Alfonso, non ne approfitta Cristiano. Finisce così la gara, finisce 0-0 con la disperazione di Cristiano, colpito anche al piede. 0-0 al Braglie, poche emozioni, poche conclusioni. Un altro punto prezioso per il Modena che sale a quota 28. Rimane in fondo alla classifica l'Ascoli di Castori con 21 punti e tanta voglia di crederci ancora.